All'interno della Villa Plasia a Menfi della famiglia Cascio in Gurgio si è svolta stamani l'accoglienza dei piccoli ospiti della Casa del Sorriso di Palermo per una giornata di festa che parla di amicizia vera. L'iniziativa, coordinata dal Parlamento della Legalità, guidata dal Nicolò Mannino e dal vice Salvatore Sardisco, e da Luigi Cascio, responsabile della residenza a Menfi. È una giornata bellissima dove decine e decine di bambini si sono tuffati nella piscina della gioia, dell'amore, della solidarietà, momenti di festa. Ecco, i fatti, non solo chiacchiere, gesti, non solo slogan, perché l'amore si fa raccontare principalmente dai bambini ed è bello vedere in questa tecnica di condivisione come il Parlamento della Legalità, la Filca Cisle, Villa Plasi insieme abbracciano i bambini per una giornata di amicizia. Quindi un grazie di cuore alla famiglia Cascio in Gurgio e un grazie fondamentale a tutta l'equipe della Casa del Sorriso, sia di Monreale che di Partenico, che credendo nel Parlamento della Legalità portiamo insieme avanti un progetto che sa di bellezza. Villa Plasia è una gioia perché siamo ritornati con i bambini della Casa del Sorriso, un progetto finanziato dal Parlamento della Legalità e dalla Filca Cisle che ci ha aiutati in questo progetto. Tornare qui e dire grazie a Luigi, ma principalmente a tutti i bambini che sono qui con noi, perché il grazie è anche a loro. Luigi, che cosa vuoi dire tu? No, grazie sempre al Parlamento della Legalità che ci accoglie sempre e continueremo negli anni successivi ad accogliere questi bambini. Lo facciamo con tutto il cuore dalla famiglia Cascio e lo continueremo a fare con tanto affetto. Grazie al Parlamento della Legalità.